Stanno per partire i ragazzi del Friday for Future, è l'8º sciopero per il clima, un corteo si snoderà lungo le vie cittadine. Penso sia molto importante mostrare alle persone che anche se siamo giovani possiamo fare il nostro piccolo. La cosa che bisognerebbe fare su grande scala è smettere di bruciare idrocarburi. Cioè, la crisi climatica c'è e non è uno scherzo. È ormai da 30 anni che i governi attuano decisioni pur di non attuare veramente una transizione ecologica. Quello che chiediamo è chiedere alla politica la responsabilità di attuare veramente una transizione ecologica. Siamo in piazza oggi per protestare in modo da ottenere qualche risultato per questa emergenza climatica. Oltre agli studenti anche i lavoratori di Amazon in piazza oggi. Anche i lavoratori di Amazon, esattamente, Amazon XL per la precisione, con sede in Corso Stati Uniti a Padova, e lottiamo per i nostri diritti, per i lavoratori. Noi che siamo corrieri appunto siamo costretti a portare carichi eccessivi senza l'ausilio di carrelli elettrici. Li vedete, i ragazzi stanno manifestando dietro un grande striscione, tra loro anche Sebastiano Michelotti, uno degli esponenti di punta di questo movimento ambientalista, ecologista Friday for Future. Con questa crisi energetica le azioni sarebbero quelle di andare con gli investimenti dalla parte giusta, iniziare a investire nelle rinnovabili, iniziare a decarbonizzare la nostra economia. Quindi per ogni paese, per ogni continente poi sono azioni diverse, ma in sostanza devono riuscire a eliminare più rapidamente possibile il livello di emissioni di CO2 che il nostro sistema, la nostra società emette per produrre e consumare.